Partenza richiamata, dove scatta dall'esterno al comando 80 Lobaglio, all'interno Spartana prende il comando, Spartana posizione Taglietta Saura e Seggia Giovanni, e in quarta posizione prova la rimonta a Tuesora nei confronti di Tuesora, e vengono qua i primi tre che vanno in finale, sono il numero 1, il numero 9 e il numero 8, numero 1 Tuesora, numero 9 Taglietta Saura, numero 8 Spartana. A numero 6 Sanellò. Da loro usciranno i primi tre che accederanno alla finale del 21° trofeo Città di Lanusei, trofeo del Giudemores. In seconda posizione Sedari, in terza posizione Lupin, in quarta Sanellò e chiude il gruppo Ubalda, allineati in fila indiana dove su il Giudemores è in vantaggio nei confronti di Lupin. In terza posizione Sedar, prova la rimonta esterna, abbiamo Sanellò, i cavalli affrontano la curva che li metterà nell'addirittura opposto. Giudemores sempre avere mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di Lupin ed è su Giudemores in prima posizione, Lupin in seconda, attendiamo l'ordine d'arrivo per il terzo posto. Proprio di 9 anni. Grazie a voi ragazzi, siete bellissimi. Devo uscire. Viene il raddosso. No, non si sente.
Ricordiamo il montepremi per i cavalli sardi, al primo 600 euro, al secondo 300 euro, al terzo 200 euro. Ricordiamo il montepremi, al primo 600 euro, al secondo... È già stato il canapo, ricordiamo numero 9 Pandela, Pisone Antonello. Numero 5 Solita, Simone Mereu. Numero 6 Atomica con Leonardo. In bianchi e casco bianco o verde. Ricordiamo sono 4 passaggi davanti al traguardo, 3 giri completi. Sono già tutte e tre presso il canapo di partenza. Ricordiamo montepremi, primo classificato 600 euro, secondo classificato 300 euro, terzo classificato 200 euro. Questi? No. Hanno la Partiti in questo istante dove scatta il comando Pandela con Pisone Antonello, in seconda posizione Solita, in terza posizione Atomica. I cavalli affrontano la curva alla nostra destra dove Pandela e Pisone Antonello hanno un paio di lunghezze di vantaggio su Solita, in terza posizione Atomica e con Leonardo. I cavalli affrontano per la prima volta la dirittura opposta dove Solita e Simone Mereu passano all'esterno al comando, in seconda posizione Pandela, in terza posizione Atomica, per la seconda volta davanti al traguardo dove Simone Mereu e Solita hanno mezza lunghezza di vantaggio nei confronti di Pandela e Pisone Antonello, in terza posizione Atomica e con Leonardo. È sempre Solita e Simone Mereu che salta il traguardo, in seconda posizione Pandela e Pisone Antonello. I cavalli affrontano la curva alla nostra destra che li metterà nella parte opposta davanti al traguardo dove Simone Mereu e Solita hanno circa 4 lunghezze di vantaggio nei confronti di Pandela e Pisone Antonello, mentre segue e perde contatto Atomica. I cavalli passano ancora davanti al traguardo dove Leonardo che viene a passare in vantaggio in questo momento. Con Leonardo che viene a vincere, quindi in seconda posizione abbiamo Pandela, in terza posizione Solita. Giallo blu a scacchi, maniche blu. Federico Giobbe, numero 2 Suezo De More, Simone Mereu, numero 3 Lupin, Gianluca Muredi, numero 5 Sedar, Arturo Lai, numero 8 Spartana, Piccino Giuseppe, il numero 9 Taghetta Saura, Sergio Giovanni. Ecco qua che si stanno portando tutti i cavalli presso il canapo di partenza, stanno arrivando anche Spartana e Tuesola. Attendiamo che il Tuesola si avvicini al canapo e ci dovremo essere. I cavalli girano vicino al canapo.
Vediamo che ha scelto la posizione più vicina alla steccato Lupen con Gianluca Muriddu. Attendiamo che Shedar cerchi la sua posizione, che Tuesola si riallini perfettamente insieme agli altri. Aspetta! Mica si scopre. Come si vede? Partiti in questo istante dove scatta il comando all'esterno su Enzo De Mores, all'interno abbiamo Spartana, all'esterno nei confronti di Tegea Saura e di Tesora davanti al traguardo dove su Enzo De Mores e Simone Meli ha ricevuto nei confronti di Spartana, in terza posizione Tegea Saura, in quarta Tuesola, c'è dove va, ca. Per trofei Piccolo prima Spartana, in seconda posizione Sergio De Mores, in terza posizione Lupen, in quarta Taglietta Sanzi. Vicino. Numero 8 Spartana, il piccino Giuseppe, in seconda posizione numero 2 Sergio De Mores e Simone Merei, in terza posizione Tesora e Federico Giobbe.